Sapete che la documentazione antimafia va richiesta in determinate materie. Ovviamente il legislatore cristallizza ad un determinato momento storico quelli che solitamente sono, come possiamo dire, le attività a maggior rischio di infiltrazioni criminali. Ma come è stato detto, come sappiamo, l'organizzazione criminale si evolve, quindi è pure possibile che determinate attività che non erano rischiose o pericolose in un determinato momento storico per il legislatore diventano pericolose successivamente. Ma noi non dobbiamo aspettare l'intervento del legislatore. Io vi faccio un esempio. Le prefetture qui hanno un ruolo fondamentale, gli enti locali hanno un ruolo fondamentale. Sempre in nome della tutela di quegli interessi di cui vi parlavo, il sindaco, il prefetto e il sindaco potrebbero tranquillamente stipulare protocolli che abbassano le soglie minime fino ad azzerarle, cioè è venuto a Palermo il prefetto di Palermo, capirci lo stesso prefetto che ha gestito la vicenda Emilia a Reggio Emilia, particolarmente sensibile, diciamo, su queste tematiche, ha azzerato le soglie, ha abbattuto le soglie, perché in determinati contesti territoriali c'è la necessità di abbattere le soglie. Non solo. In considerazione del fatto che le organizzazioni criminali da noi, però la Cosa Nostra sostanzialmente non può intervenire e condizionare i pubblici appalti, soprattutto in materia di lavori, che sui rifiuti si stanno divertendo, e il prefetto ha esteso l'ambito di applicazione delle documentazioni antimafia anche ad altri settori, prima tra tutti l'urbanistica e l'edilizia privata, perché le organizzazioni criminali in assenza di risorse investono ovviamente anche in altri settori, quali urbanistica ed edilizia privata. Noi chiediamo le informative per quanto riguarda tutte le costruzioni sotto i 5.000 metri cubi, sotto semplicemente la comunicazione antimafia, ma sono verifiche che vengono effettuate sul territorio o su quelle convenzioni urbanistiche, le convenzioni di ottimizzazione, ossia tutte quelle materie che fino ad ora sono state considerate, diciamo, materie gestite nei rapporti tra privati, quando rapporti tra privati non sono, in considerazione del fatto che c'è una utilità economica e quindi, come possiamo dire, utilizzo di denaro pubblico. Laddove c'è utilizzo di denaro pubblico, anche sotto la forma dei finanziamenti comunitari, no? In quel caso vanno applicate anche le regole più rigorose dei controlli nella gestione di quei tipi di investimenti. Potete fare l'esempio, per esempio, del fotovoltaico, dell'eolico da noi, come attività che sta particolarmente a cuore a Messina Denaro. Là ci rendiamo conto che siamo di fronte ad attività autorizzatorie, quindi in astratto attività veramente private, l'amministrazione dovrebbe dare soltanto l'autorizzazione, l'esecuzione dei lavori, cioè il finanziamento delle popolazioni comunitarie le riceve il privato, quindi si sentivano autorizzati i privati, considerato che il finanziamento l'aveva ricevuto lui direttamente, loro direttamente, a instaurare rapporti con chiunque, indipendentemente dalla verifica. E no, attraverso il protocollo di legalità si è entrato anche in quel settore, ossia si è posta anche alle imprese private che utilizzano denaro pubblico di avere lo stesso rigore che dovrebbe avere la pubblica amministrazione nell'esercizio dell'attività di controllo, ossia i requisiti di onorabilità, tu privato, sempre in nome di quei principi, li devi verificare nei confronti dell'eventuale subcontraente col quale tu intrattieni il rapporto. Se noi estendiamo questi principi a tutta la filiera delle imprese, capite bene che si crea, fino ad arrivare, come diceva poc'anzi il dottor Donadio, fino ad arrivare al movimento terra, ai calcestruzzi, al conferimento, ai noli a caldo, ai noli a freddo, e crea un danno alle organizzazioni criminali. E questo tipo di attività non sono appannaggio degli organi inquirenti, sono prerogative e competenze di enti locali.